Beh, la mia gioventù l'ho passata appena 16 anni in Corsica. A 16 anni ho dato parte mia come moglie in continente, un po' di mestiere, e dopo sono venuto. Piano mi faceva piacere di seguire questa piazza della Aegia, che mamma era nata qui, e c'ho tutti i miei parenti che oggi malosamente parecchio sono più qui, e in questo momento sono qui e non ho pensato a parenti. L'annata mi sono piaciuto più, sono l'annata di Lugiano, lì c'erano i pastori, quella vediamo la montagna. E babbo e mamma erano pastori. Mamma era nata in Piana, babbo era in Iulu, e erano pastori in Cristianaccia, e dopo pigliamo un carriere, un fornello in Ciuni. E c'era all'epoca 12 pastori piani, quelli in Cristianaccia. Da Citillo mi ricordo, c'era le cappellacce, a Lidia Alegre, a Bartoli, quell'amo facevamo un colpo alla capra vestita, un colpo alla pulita. Era veramente qualcosa che oggi ci manca. Quando passano questi luoghi, per me sono souvenir che avrà aiutato la mia vita, perché campi. Malosamente oggi in Cristianaccia, pastori, non ce n'è più. La mia gioventù, quella di innanzi, era una gioventù migliore che quella di oggi. C'erano meno soldi, c'era più amicizia, c'era più aiuto. Oggi qui è un affare malosamente si perde. L'80% della gioventù, che noi di tempo andavamo un beccio, una vita, un compagno nulla, andavamo a aiutarla, la portavamo a casa. Oggi qui è finita. È un peccato per la Corsica. E ripeto, vi dico, non c'è più rispetto come innanzi, c'era l'amicizia, c'era tutto, ci aiutavamo l'uno all'altro, quando uno faceva la sua casa andavamo a darle un colpo di mano a fare sorelle se le sfitte. Oggi non c'è più qui, oggi uno che l'ha a fare, tutto da fare è la moneta. E qui è un peccato per il paese. La generazione che giunge, dico che ha una chance di parecchi di elli, lavorare, che nasce su a parte, e dico che se hanno questa chance di approfittare, ma devi mettere appena un lavoro, perché il lavoro che vuole lavorare c'è, avete la chance di seguire, fate appena il lavoro, così non può dire nulla. È tanto meglio per questi paesi che ci qualche giorno che giungono a riempire questi paesi, perché si vivono un giorno, malosamente quel paese non c'è quasi più niente, che poi li viene i giorni sono mica impiegati, capisco?